Video ricetta della briciolata Lotus senza cottura, fresca e super estiva, ma ora vediamo come prepararla. Inizio dalla base della torta frullando i biscotti Lotus molto finemente, gli aggiungo il burro, mischio per bene e verso il tutto in una tortiera dal diametro da 20 cm. Compatto bene il composto di biscotti sia sui lati che sul fondo, foderando la tortiera completamente. La lascio rassodare in frigo e nel frattempo preparo la crema. Mischio mascarpone, zucchero a velo e panna fresca con una frusta o uno sbattitore elettrico. Aggiungo la crema spalmabile Lotus, mischio, metto da parte, riprendo la tortiera dal frigo e verso la crema spalmabile Lotus sulla base della torta distribuendola bene su tutta la superficie. Poi aggiungo la crema e in superficie tappo il tutto con il restante composto di biscotti che ci è avanzato in precedenza. Lascio rassodare la sbriciolata in frigo per almeno un paio d'ore prima di servirla. In questo stampo di alluminio vi risulterà veramente molto semplice sformarla. Decoro con zucchero a velo in superficie e biscotti Lotus. Vi assicuro che una fetta tira l'altra e da Pasticceria 081 è tutto. Buon appetito,